Allora, buon pomeriggio, eccoci qua. Dove sei? Dove sei? Eccoci qua, ecco qua. Umberto, Bertino, cane esperto, caffettino, buon pomeriggio. Siamo qua per la barzellettina. Ecco. Allora, oggi è una giornata importante perché sono 31 anni e non dico con chi. Bravissima, 31 anni. Allora, quindi non possiamo non dedicare la barzelletta Casagala agli anniversari. Caffettino, salute. Ed è la barzellettina che Freduretta gli ha detto: sposati, un anno di matrimonio. Beh, sposati sì, dove siete stati? Abbiamo fatto un anno di matrimonio, anniversario, un anno, un spettacolo. E dopo ha portato la moglie alle Maldive. Che miseria, dite che l'altri. Porca miseria, un anno di anniversario, la moglie, sì, portata alle Maldive. Quando fa il 25esimo e lui la vado a riprendere. Così la coppia si rinsalda. Che poi, questa per questo, arriva a casa questo qua, no? Gli hanno detto tutti, sta attento alla moglie, così. Arriva a casa, vede la moglie, sta nel letto nuda, no? Ma scusa, ma cosa fai nel letto nuda? A 10:30 del mattino? Non avevo niente da mettermi. Come non hai niente da mettermi? Come non hai niente da metterti? Scusa, apre l'armadio, ha il vestito, guarda, ha il vestito bianco, vestito giallo, vestito azzurro, vestito nero, buongiorno signore, vestito bianco. E lì c'era uno nudo dentro. Ma lei cosa fa qua? E questo, sono un vigile sanitario. Come un vigile sanitario? Dentro il mio armadio? Sì, avevate l'armadio pieno di tarme. Ma come nudo? Dentro il mio armadio? Che fame che avevano. Ecco, queste barzellettine sono quelle barzellettine che qualcuno le capisce un po' più tardi. Che poi torna a casa sempre questo qua, vede la moglie nuda nel letto. Salute. E dice, ma cosa fai? Ma qua cosa, c'è qualcuno? No, guarda. Allora, vede l'armadio, apre uno nell'armadio. Ma lei cosa fa? Ma così collabo. Allora, questo qua gli dice, guarda, tanti anni insieme, io capisco che potrebbe esserci un momento di figa. Non farlo più. Ti perdono, non farlo più, per favore, basta. Per stavolta ti perdono, bravo. Ti perdono, però le dice alla moglie, non farlo più, vedi di smetterla, vedi di smetterla di tradirmi. Settimana dopo torna a casa, vede la moglie che faceva l'amore con un nanettino piccolino, che non so neanche come è salito nel letto. Ma cosa fai? Ma una roba vergognosa, ma cosa fai? Ma mi avevi promesso che non lo facevi più, che non mi tradivi, che la smettevi. Questo è il risultato. E lei, sì amore, sto cercando di smettere un po' alla volta. Signori, con l'immagine di Berto, dov'è Berto? Viva! Caffettino Casagala. Vi ricordo, venerdì, ore 19, ci sarà le dirette del gala con gli amici della Sai l'Ultima. Questa settimana vediamo dove troviamo, una sorpresa, ci sarà sempre con me l'amico di Foligno e con voi, per voi, da voi, una roba vergognosissima. Ciao!